13 novembre 2013, questo è il Funner Match della quinta giornata di Serie A. Lo Sport City si affrontano due tra le migliori squadre di questo campionato, il Checco dello Scapicollo contro l'Eurobet. Gestisce il Checco dello Scapicollo, adesso un assist dentro, stufa di testa e para Santi. Calcio d'angolo, la palla direttamente fuori aria, il tiro, una deviazione, poi va De Santis e la mette in rete. 1-0, passa in vantaggio il Checco dello Scapicollo, tutti intorno all'arbitro. Punizione, andrà Dovidio e para Delfino. Il contropiede velocissimo del Checco dello Scapicollo, 3 contro 3, adesso parla per Di Cichella, un assist dentro ed è 2-0, l'ha deviata Nardecchia, raddoppia il vantaggio nel Funnel Match, il Checco dello Scapicollo. Calcio di punizione da lontanissimo, va Dovidio col mancino e Delfino la leva dal set. Ancora dentro verso la rosa, prova lui, fuori di poco. Checco dallo Scapicollo, benissima la sponda per Krasmir, il tiro, deviazione, poi arriva Stufa, fuori. Eurobet ora, l'assist dentro per D'Anversa, D'Anversa, il bomber d'esperienza dell'Eurobet, riapre la partita dopo l'assist di Cosimi. Ancora Cosimi, palla sul destro, il tiro e para Delfino. Ed arriva anche il triplice fischio dell'arbitro, il Funner Match della giornata. Se lo aggiudica il Checco dello Scapicollo, 2-1. Penso che abbiamo giocato molto bene, loro sono un'ottima squadra e l'hanno dimostrato. Comunque i ritmi sono stati alti, è stata una bella